Secondo stralcio del Terraglio Est, tra chi accelera e chi frena, leggesi Comune di Casiere e Comune di Treviso, interviene il presidente del Veneto Luca Zaia, chiamato in causa dal sindaco del capoluogo Manildo, visto che l'opera, se si dovesse davvero decidere di farla, spetterebbe a Venezia. Ai nostri microfoni il sindaco di Casier, Miriam Giuriati, aveva manifestato soddisfazione per l'inserimento dell'opera nel piano degli interventi di Treviso, che andrà in giunta in settimana e in consiglio entro fine mese. Il Comune di Treviso ha fatto gli atti amministrativi che doveva fare, quindi inserito nel piano degli interventi. Adesso tocca alla Regione dire: noi a livello amministrativo, burocraticamente abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Bene, benvenuti. A noi potremmo prendersi qualche giorno, visto che fino adesso abbiamo atteso. Facciano le delibere in Consiglio Comunale, tutti deliberino. Ecco, il mio invito ai sindaci, quelli che l'hanno già fatto ovviamente no, che facciano una bella delibera, una bella mozione di impegno e di richiesta alla Regione di fare il Terraglio Est. Potrebbe essere una bella idea, magari iniziamo da Treviso. Zaia sa benissimo dove va a parare la sua provocazione, perché Treviso, pur avendo inserito l'opera nel piano interventi, preferirebbe un'altra soluzione prima di cementificare un'altra fascia di territorio e calare sui residenti di Sant'Antonino la nuova viabilità. La liberalizzazione del tratto di A27 fino a Preganziol. Nulla è deciso, ribadisce anche oggi il vice sindaco Roberto Grigoletto, ma il nodo vero è se la Regione abbia effettivamente i soldi per finanziare il secondo stralcio, altrimenti le novità, quelle sulla carta, rischiano di rimanere tali.